Amici, buongiorno, rassegna stampa di domenica 7 febbraio 2021. Come sempre notizie del web, notizie della carta stampata, come sempre un occhio di riguardo alla provincia di Rovigo e come sempre siamo pronti con le nostre notizie. Gazzettino Rovigo, prima notizia, infermieri Novax, altre 2 risultano positivi. In geriatria crescono i contagi, pazienti trasferiti. 4 nuovi contagi di infermieri Novax e pazienti di geriatria. I degenti spostati a 300 e agli infettivi. Il presidente dei medici: chi non si vaccina va trasferito o sospeso. La proposta del presidente dei medici. La città che cambia, Rovigo, il nostro capoluogo, tribunale, il ministero valuta l'ex Gattinara. La ristrutturazione del complesso di edifici dell'ex questura potrebbe richiedere un paio d'anni secondo i calcoli fatti dal Ministero della Giustizia. Gli spazi della vecchia questura di via Donatoni potrebbe accorpare le 8 sedi attuali di uffici e archivi, mantenendo però le aule in via Verdi. Entro il 10 marzo il consulente nominato dal Dicastero della Giustizia esprimerà un parere, mentre l'ex caserma Silvestri ha un futuro blindato tra fisco e archivi. Prosegue l'iter tecnico amministrativo per trasferirvi l'Agenzia delle Entrate, attualmente dislocata in via Cavour. Ancora notizie, risvolti sul delitto di Sant'Apollinare, troppe liti, il 17enne se n'era andato. Il giovane che ha ucciso il padre aveva trovato ospitalità da parenti, con una nuova residenza per i continui scontri. La famiglia Cavazza è seguita da servizi sociali e da volontari. La vittima era titolare di reddito di cittadinanza. Infatti, violenti diverbi tra il 45enne ed il figlio avevano indotto le autorità a trasferire il ragazzo dal campo. Parlando di Covid, purtroppo nelle case di riposo in 106 non ce l'hanno fatta. È l'amara conta dei decessi tra gli ospiti delle residenze protette sparse in Polesine. La situazione tuttavia sta migliorando e l'Entinara ha già riaperto le accoglienze. La casa albergo dell'Entinara infatti è stata una delle strutture residenziali per anziani maggiormente colpite dal Covid, con oltre 30 morti. Adria, scontro ideologico sulle foibe, ricordando che il 10 febbraio è la giornata del ricordo, doppia manifestazione in ricordo della tragedia con la destra che si smarca da quella comunale. La diatriba proseguirà anche in aula consigliare, con mozioni distinte sui riconoscimenti ai martiri. Dice l'Occhiello, dopo 75 anni, destra e sinistra rifiutano ancora un passato che le accomuna. Ariano, Zafferano, nuova eccellenza del Delta. La tenuta Bardella la coltiva sin dal 2010 e ha ottenuto il riconoscimento dell'Associazione Produttori Italiani. Siamo un'azienda a conduzione familiare, viene coltivato con metodi biologici e biodinamici naturali non intensivi. Sport, l'eccellenza vede l'uscita dal tunnel, probabile ripartenza. Il presidente Sibilla sottoporrà alla FIGC delle condizioni per predisporre un protocollo sanitario per la ripresa delle attività, più una richiesta di contributo per garantire l'effettuazione di tamponi e sanificazione degli ambienti. Le date della ripartenza del calcio regionale potrebbero essere quindi con gli allenamenti dal 16 febbraio, poi almeno 2 settimane di allenamenti, altre 3 per i recuperi, poi via con i campionati. Fine marzo, inizio aprile. Dalla voce di Rovigo, capoluogo, caccia al pirata che ha investito una 18enne e a bordo dell'auto c'era anche un bimbo. La polizia locale vuole acquisire le immagini dei sistemi di sorveglianza privati della zona. Sta cercando elementi per individuare l'automobilista che venerdì sera ha investito una ragazza sulle strisce pedonali e invece di fermarsi e prestare soccorso è scappata via. Ieri, sabato, primo giorno in zona gialla ed è già movida. Il primo sabato in fascia gialla dopo un lungo lockdown iniziato con le festività di Natale è stato un libero a tutti, soprattutto per i giovani di Rovigo. E purtroppo sulle regole da rispettare non tutti sono stati ligi. E chiudiamo con questa foto da Made in Polesine. C'è questo post di Riccardo Mancin, 3 ore di raccolta con pendenze da montagna, quasi 30 kg maxi pieni, soprattutto di plastica, più alcuni pneumatici, un boiler, un paraurti, in tutto in 50 metri di argini. Riccardo Mancin assieme ad Erminio Polesenani e Luigi Pozzato sono riusciti a raccogliere qualche quintalata di immondizia e a loro naturalmente e a Plastic Free, che è la loro organizzazione, tutto il nostro applauso e la nostra riconoscenza. Per oggi è tutto, grazie dei vostri ascolti, grazie che ci seguite sia sulle pagine Facebook che YouTube e anche da Radio Ediva, e da Leandro Maggi come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!